Andiamo. Ciao Carla. Ciao Leandro. Ciao, dove siamo qua? Qua siamo a Pramaggiore, in provincia di Venezia. Allora, sai perché siamo qua? Anzi, sono qua perché io ho un amico Sì, molto particolare, un bel personaggio che si chiama il Babbo Natale dei bambini, so che voi lo sì, conoscete. certo. Io abito in una zona dove è molto conosciuto, è riuscito a veramente a coinvolgere tutto il paese, ma non solo, tutta la provincia, per aiutare una ragazzina in Romagna. E mi chiama e mi dice: Guarda, mi farebbe piacere farti conoscere una famiglia che è a Pramaggiore, che io pensavo fosse molto più vicina. Certo. Sì, è Sì, c'è abbastanza un po' di lontana da strada. casa mia. Esatto. Però quando chiama il mio amico Babbo Natale, bisogna esserci. È vero. E giustamente. E lui mi ha detto: Guarda, c'è questa famiglia, 5 figli hai, no? Sì, 5. Ci sono dei problemi all'interno della famiglia Purtroppo di, sì. di salute, eh, sai, sono cose molto delicate poi, Mm. per chi non ci sta dentro è difficile parlarne. Vuoi Sì. parlarne? Certamente. Allora, come appunto dicevamo, io ho 5 figli, di cui 2 purtroppo con una malattia rarissima, nati sanissimi, per poi ritrovarsi con questa patologia. Patologia purtroppo rara perché veramente ci sono in tutto il mondo pochi casi. Questa patologia si chiama megaencefalopatia leucoencefalica leucodistrofica con cisti subcorticali all'interno della testa, cioè linfomi tumorali. Questa malattia purtroppo è un insieme di tante malattie dove causa atassia, spasticità, crisi epilettiche, crisi comportamentali, dolori, forti dolori perché giustamente le cisti e il liquido all'interno della testa vanno a comprimere, ritardo mentale motorio perché va a colpire una parte neurologica, tutta la parte cerebrale neurologica, accorciamento dei tendini, dei muscoli, varie cose, disfagia, varie cose che purtroppo vanno a bloccare tutto il corpo, tutto il fisico. Pian piano purtroppo questa malattia fa sì che arrivi in stato vegetativo o nel peggior dei casi si parla di morte bianca. Tu hai 5 figli, di cui 2 con queste patologie. Sì. Quanti anni hanno i 2 figli? Uno quasi 19, la piccola 4 anni compiuti da poco. Ecco, lo diciamo, i tuoi figli sono qua dietro di me, quindi Sì, dopo magari se esattamente. vuoi li facciamo vedere o Certamente. valutate voi. Praticamente cos'è che è successo? Cioè, al di là del problema contingente di queste malattie, voi però vi trovate in questo momento qua, ci diceva il mio amico Babbo Natale, Sì. posso vantare di avere un amico Babbo Natale? No, Esatto. non è poco, eh? No, Non è poco. no, esattamente. Il Babbo Natale dei bambini mi dice: Guarda, loro hanno il problema in questo momento qua che non stanno lavorando perché... Esattamente. Cosa è successo? Allora, succede che quando è nato Brian, diciamo, quando è nato sanissimo, per poi ci siamo ritrovati a lottare contro questa malattia rara. Malattia che non si vedeva, ma si vedeva crescere solo la testolina. Di là comunque cominciamo a fare tutto un iter dove chiedemmo appunto l'assistenza in casa. All'epoca ci davano solo 2 volte a settimana un'ora. Questa assistenza, diciamo, poi con l'andare del tempo l'abbiamo bloccata perché Brian cominciò ad andare in una struttura dove all'interno di questa struttura cominciava a fare dei corsi di fisioterapia. Fisioterapia che era inclusa quasi tutti i giorni, cioè su 5 giorni la settimana che lui andava, come minimo 4 giorni erano diciamo, rivolti a lui per queste terapie. Ad oggi non è più così. Da quando è nata anche la piccola Noemi, che poi a 7 mesi e mezzo si è sviluppata questa malattia, abbiamo cominciato a fare tutto un iter dove noi genitori abbiamo dovuto mollare i nostri lavori, sia io che il papà lavoravamo perché bene o male Brian era più grandicello, quindi avevamo molto più tempo per gestirci le giornate e avere lavori normali come tutti. Da quando appunto è arrivata la piccola Noemi e abbiamo dovuto incominciare a fare tutto l'iter è stata veramente pesante. Pesante perché Noemi andava accompagnata da noi genitori 3 volte a settimana in questa struttura dove andava a fare delle terapie. Oltre a questo, ogni 3 mesi siamo al Burlo di Trieste perché Noemi ha lo strabismo e oltre lo strabismo ha l'arco aortico del cuoricino malformato. In più, dietro alla schiena ha una specie di, diciamo, neo, chiamato neo, dei vasi sanguigni tutti bloccati che hanno formato questa palla al retro della schiena, quindi un continuo eravamo tra Mestre, Trieste
e oltre questo portiamo ogni 6 mesi / 10 mesi i nostri bambini, sia Brian che Noemi, a Roma al Bambino Gesù, perché è l'unica struttura che ad oggi sta studiando sulla malattia e che quindi ne sa un po' di più. Quindi loro sanno come devono aumentare le cure, quindi la pillola antiepilettica, oppure il fatto delle crisi comportamentali, la fisioterapia, cosa hanno bisogno a livello di plantari, scarpe o accessori, tipo Brian in sedia a rotelle. Quest'anno anche Noemi dovremmo richiedere la sedia a rotelle a chi di competenza. Niente, abbiamo iniziato a fare tutto quest'iter, e quando ci siamo ritrovati a dire ragazzi, qua la bambina ha bisogno di terapia, come anche Brian tutti i giorni, 7 giorni su 7, la struttura dove frequenta Brian e Noemi ad oggi purtroppo hanno pochi terapisti, quindi all'interno Brian fa una volta sola a settimana e Noemi anche. Loro, avendo la leucodistrofia, cioè distrofia muscolare, se solo un muscolo si ferma perché non fanno le giuste terapie, è finita. Ed è finita nel vero senso della parola. Stessa cosa richiesta all'ASL, ci dicono che ci vogliono anni prima che venga accettata. Stesso problema, non hanno chi di competenza possa venire, anche perché è una malattia rara e spesse volte succede che non viene in molte parti riconosciuta. In questo caso il problema che ci dicevi di fondo è che non state lavorando. Esattamente. Tutte queste terapie sicuramente costano. I servizi sociali del comune vi stanno dando una mano? Allora, i servizi sociali si sono occupati per quanto riguarda il trasporto dei bambini, e quando succede che magari dobbiamo andare a Roma, se riescono danno un piccolo contributo. Per il resto vi dovete arrangiare voi? Ci dobbiamo arrangiare noi. Nella vostra famiglia state facendo rete? Tu hai altri 3 figli e stanno lavorando i figli? Oppure? No, perché uno ha 20 anni, ha finito da poco gli studi, una ha quasi 14 anni e quindi quest'anno terza media, a settembre inizia il primo superiore, e il piccolino quest'anno entrerà in quinta elementare. Ecco, io l'avevo premesso, io non conosco sta zona qua. Sì. Come ti ripeto, pensavo fosse più vicina. Però arrivi, vedi dei paesi ricchi. Cioè, non sei riuscito a far rete all'interno di questa comunità per darvi una mano? No, purtroppo no. Ma secondo te perché? Perché poi dopo il grande cuore dei veneti che si parla, io sono veneto, quindi... Anche i nostri figli appunto sono veneti, sono nati tutti sì. Qua, no? Noi sono ormai quasi 30 anni che abitiamo in questo paese, però non arrivo a capire il motivo, o perlomeno magari... Vabbè, non lo diciamo, ho capito ma non lo diciamo. Che tipo di lavoro vorreste vi fosse proposto e che limiti date voi alla vostra disponibilità di lavoro? Nel senso che con tutti i problemi contingenti che avete per i figli che dovete seguire, Esattamente. Cioè, cos'è che potrebbero offrirvi di lavoro che a voi potrebbe andare bene per le vostre esigenze? Allora, a me, io parlo per me personalmente, e poi dopo parlerò anche per il marito. A me personalmente andrebbe bene qualche part-time da svolgere a casa, o anche tempo pieno da svolgere a casa, certo nelle ore che riesco a svolgere, perché giustamente Noemi mi fa più giorni a casa che in asilo, quindi ha bisogno spesso della mamma. E Brian stessa identica cosa. Brian ad oggi è più grandino, quindi la scuola la frequenta, sì, ma è vero che, come 3 settimane fa è successo, hanno dovuto chiamare l'ambulanza urgentemente perché noi eravamo nello stesso contempo a Trieste per una visita di Noemi, quindi eravamo nel ritorno e il nostro figlio stava andando in pronto soccorso. Quindi quando succedono queste cose, avendo un mezzo solo, dobbiamo saperci gestire come muoverci. Quindi per me personalmente chiedo qualche lavoro da svolgere part time o a tempo pieno, però da casa, nelle ore disponibili. Hai delle competenze che tu io riesco, diciamo, col computer riesco ad arrangiarmi, telefonate, riesco appunto a parlare, a svolgere, anche perché sono lavori che ho già fatto in precedenza, quindi l'esperienza c'è. Ecco, ci dicevi che però non volevi
cioè, tra i lavori che ti potrebbero proporre, non volevi fare lavori di vendita, di tipo vendita, sì. prodotti di creme o Esatto, integratori. cioè, Questo no, perché l'ho già porta a casa, fatto. che è una Esattamente. E tuo marito invece che competenze potrebbe avere? E sarebbe più libero lui eventualmente? E rispetto a me un pochettino di più, perché io magari stando a casa con la macchina, se succede qualcosa vado, scappo subito. Anche è vero che quando scappo e succede qualcosa, è vero che deve essere uno che guida la macchina, l'altro che sta dietro a tenere uno dei due figli che sta male, perché devi dare soccorso. Quindi è vero che siamo un po' limitati, però anche per il marito un part-time dove magari può andare a fare consegne, magari gli danno un furgoncino, lui avendo problemi con la schiena, perché ad oggi siamo tutti e due rovinati con le schiene, perché a prendere in braccio i figli e cose varie è veramente un problema, lavali, vestili e le schiene nostre sono full. Quindi speravamo di trovare qualcuno che magari gli dasse un furgoncino da potersi lui arrangiare in modo che la macchina è sempre ferma in casa e fare delle consegne in giro, ecco, tipo, non so, come portapacchi, roba del genere, no? Qualcosa simile tipo da Amazon o roba del genere, ecco. E secondo voi, risolvendo il problema del lavoro, riuscireste a trovare la quadra per gestire una famiglia impegnativa come la vostra, perché è una famiglia di 5 persone con 2 disabili all'interno? Non è facile perché Però potrebbe essere un aiuto. un grande aiuto, un grande aiuto. Perché specifichiamo, in questo momento qua non vogliamo cercare gente che ci dia una mano anche economica, vogliamo però gente che possa capire le vostre esigenze. Esatto. Altri programmi si sono interessati a voi? Sì. Avete avuto un riscontro? Purtroppo no, io ho fatto il 25 settembre, posso dirlo? Sì, caspita. Ok, ho fatto un'intervista il 25 settembre a TG5, a Indignato Speciale, dove appunto abbiamo parlato della nostra situazione, dove abbiamo parlato anche del fatto che abbiamo fatto richiesta per il caregiver, che è un contributo per i familiari che assistono all'interno della propria famiglia le persone con disabilità. È stato rifiutato. Nome di Noemi, domanda fatta a settembre, a novembre ci è arrivata, diciamo, la risposta da parte degli assistenti sociali che seguono a livello scolastico Noemi, dove io ho presentato la domanda. È stata rifiutata perché non rientra la patologia rara, non rientra questo tipo di malattia, non rientra. Non sappiamo il perché, ma sappiamo che non è rientrata, quindi è stata rifiutata. Mentre per Brian ho fatto richiesta 1 anno e mezzo fa e ancora ad oggi non abbiamo ricevuto risposta, né se è stata accolta né se è stata rifiutata, nulla di nulla. E quanti sono in Italia, se lo sai, le persone che hanno queste patologie? Allora, sappiamo che sono o 5 o 7. Addirittura sono così sì, pochi? Pochi. Invece all'estero, India e Turchia sono molti di più. Sì. Guarda, sai, quando rimani senza parole, dal mio punto di vista è un problema, perché nel senso che è il mio lavoro parlare. Sì, però sì. Già il fatto che voi non chiediate soldi in questo momento, chiedete veramente anche un'attenzione particolare, ripeto, in una zona che secondo me è ricchissima. Io ho visto un furgone fuori, mi dicevi però mi diceva Babbo Natale che il furgone è stato donato da... Sì, la nostra macchina, mezzo con carrello elevatore, proprio apposta per caricare Brian con la sedia elettrica o con quella manuale in macchina direttamente, perché fino a 3 anni fa avevamo una macchina piccola, dove il papà, appunto, per questo ad oggi abbiamo problemi con la schiena, doveva prenderlo, caricarselo e salirlo in macchina. Brian ha una forte distorsione alla colonna vertebrale, appunto causa della distrofia tassia e spasticità, le ossa e i muscoli si distorgono e quindi Brian è a rischio di intervento, manca un 10 percentile per operarlo a tutta la colonna vertebrale. Solo che è un rischio, quindi abbiamo fatto all'epoca con un nostro caro amico un'intervista sotto il Friuli, dove si è presentata questa persona, grande persona, un cuore immenso, che ci ha donato questa macchina. E ciò nonostante da allora vi ha lasciati soli? Sì, perché purtroppo diciamo che segue molte persone, non solo noi, ecco. Quindi è una persona veramente che ha un cuore immenso. Guarda, io ti ripeto, sono qua perché ho avuto l'input dal mio amico Babbo Natale. Sì.
Babbo Natale mi diceva prima, le cose devi farle non per avere uno scopo o altro. Io È vero. sono qua perché mi ha spiegato un pochino la vostra situazione e la speranza è che possa servire qualcosa. Speriamo, esatto. Va bene. Grazie. Questa è una grande famiglia poi, cioè, Sì. 5 figli. Sì, siamo in 7. 7 persone Sì. con... come fate? Come facciamo? Quello è il problema, è un grande problema. Quando è che è il momento di, non dico di disperazione, però che cedi? O non l'hai mai avuto? No, ci sono stati tanti momenti dove cedi quando arriva a sentirsi la stanchezza, cedi quando... Scusa. Perdona. Allora, la chiudiamo qua, ok? Sotto tutta la puntata c'è scritto la mail di Carla. Se avete un lavoro da offrire e avete capito le loro esigenze, e poi dopo come fai fatica tu, faccio fatica anch'io. E se può servire qualcosa questo nostro incontro, c'è una mail qua sotto. Se avete da offrire un lavoro, lei vorrebbe fare un lavoro in smart working, ne stiamo tanto parlando e quindi questa è una possibilità. E questa famiglia ha bisogno. Ciao a tutti. Grazie. Ciao Carla. Ciao Brian. Ciao. Ciao. Ecco, queste sono le attrezzature, le scarpe di Brian, i supporti per Noemi. Sì, Questo qua è tuo, vero? sì. Ciao Brian. Ciao, questa è tutta la nostra attrezzatura. Ti rendi un po' libero sta roba qua, o no? Sì, abbastanza. Ciao Brian. Ciao. E queste sono le attrezzature, abbiamo visto Brian, gli abbiamo chiesto se gli dà un po' di libertà, ma queste cose qua viene data dall'ULS. Dall'ASL, sì, esattamente. Noi facciamo richiesta ogni talvolta che la fisiatra visita i bambini e li vede in condizioni peggiorate o cresciuti, e quindi bisogna sempre cambiare e aggiornare, diciamo, gli attrezzi che usano. L'USL vostro che numero è? L'ASL 4. A4? Sì. Però la manutenzione è a vostro carico. Sì, se si rompe qualcosa o si danneggia qualcosa, spesse volte è a nostro carico.